nostra 53esima mostra dei vini qui di Re Frontolo, ormai è una tradizione. Siamo con una nuova presidentessa, quindi Campardo, che Anita mi pare, giusto? E allora Anita, intanto in bocca al lupo e buon lavoro, perché insomma non è poi così semplice gestire una Proloco, una Proloco, esatto, e soprattutto poi con 53 anni di passato. Beh, io devo dire, adesso ad oggi siamo a metà, abbiamo scavallato il nostro programma, quindi posso dire, rispetto, se mi aveste beccato i primi giorni di mostra sarei stata un attimo più tesa. Ad oggi, che appunto siamo quasi a metà di questa nostra 53esima mostra, posso dire che sono più che soddisfatta per come stanno andando le cose, perché avere 52 anni di mostra dietro di noi e fare una mostra con un consiglio nuovo e portare avanti quello che è stato sempre fatto finora un po' mi faceva paura, perché paura un attimo di deludere magari, perché fino adesso i presidenti che mi hanno preceduto sono riusciti sempre a arrivare a termine, quindi un po' di ansia c'era, però devo dire che fino adesso è andato tutto per il meglio e non posso essere più che soddisfatta. Sì, diciamo che la mostra è una delle nostre manifestazioni principali, forse anche perché è la prima manifestazione che la Proloco fa nel corso dell'anno, quindi diciamo è un po' quella festa che dà il via a tutte le altre feste, perché se partiamo già col piede giusto alla mostra del vino, poi il resto è tutto va e è tutto in discesa. Se invece c'è qualche intoppo, già noi di umore ci blocchiamo un attimo, quindi è sempre stata quella più importante forse per noi come manifestazione. Per noi sono diciamo la base i volontari, perché senza di loro di sicuro non riusciremmo a portare a termine una manifestazione di questa portata, diciamo. Però io quest'anno ci tenevo veramente a ringraziare tutti, perché tutti si sono offerti anche solo per una giornata. Non so se magari ci hanno visto un attimo in difficoltà, un attimo spaesati all'inizio, però devo dire che la gente che è arrivata quest'anno, i volontari che sono arrivati quest'anno, era da un po' di anni che non li vedavamo, ma diciamo che a Re Frontolo siamo famosi per il Re Frontolo Passito, quindi quello di sicuro è da consigliare e non manca. Presidentessa, buon lavoro e non mancherà nemmeno quello. Grazie, e spero, abbiamo ancora un paio di serate, quindi spero che ci siano ancora una grande partecipazione come quella che abbiamo ricevuto finora.